Cari amici, oltre l'intreccio della palma che trovate qui in un altro video, con la stessa pasta violata potete decidere di fare dei piccoli paninetti. Guardate così semplicemente come li sto facendo io, oppure anche delle piccole treccine e poi arricchirli in ugual misura uguale con le mandorle. Preparateli perché sono davvero buoni. La bontà di questa pasta arricchita con lo strutto, proprio la pasta violata antica, e poi la croccantezza delle mandorle donerà a questo pane un sapore di casa. Intanto preparate questi, perché poi prepareremo anche il pane con l'uovo, quello pasquale. A presto!